Ben ritrovati, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Salute e Benessere. Oggi abbiamo in studio, nostra gradita ospite, la segretaria di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Del Fabbro. Buongiorno Tiziana, buongiorno grazie a tutti per i essere qui telespettatori. con noi per parlarci di questo progetto di Federsanità, progetto che nato qui in Friuli si sta sviluppando pian pianino su tutto il territorio nazionale. Stiamo parlando di FVG, Friuli Venezia Giulia in movimento, 10.000 passi di salute. Sì. Ricordo ancora nel 2018 veniste in studio a Nel dicembre parlarci. 18 è partito e noi Sì. siamo venuti nel 2019 qui Sì. a illustrarlo, sì. Sì, Primavera. da allora, nonostante il Covid, Certo. di strada, fra virgolette, ne ha fatta tanta perché Vero. avete organizzato sul territorio, siete riusciti a mettere in rete enti, associazioni di volontariato, Sì. insomma un po' di tutto, sta coinvolgendo sempre di più il territorio. Sì, beh, se vuole, insomma sì, appunto siamo partiti nei primi mesi del Sì. 2019 e con un coordinamento che faceva capo alla Direzione Centrale Salute, il contributo della Regione, ma nel gruppo scientifico fanno parte anche la professoressa Laura Pagani del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine e Promoturismo FVG perché era anche sul tavolo dell'invecchiamento attivo. Devo dire che sì, in sintesi appunto l'obiettivo era quello di coinvolgere i comuni per una finalità che è quella indicata nel piano regionale della prevenzione di ridurre la sedentarietà. Scusa Tiziana se ti interrompo, però stiamo vedendo delle immagini. Ecco, sì, appunto. E questo deve essere Tavagnacco, no? Mi Questa pare è una delle ultime l'inaugurazione. presentazioni appunto a Tavagnacco circa poche settimane fa e qua abbiamo invece Zoppola, la prima marcia non competitiva, 10.000 passi di salute. Ecco, questi sono un po' i risultati recenti. In sintesi in questi 2 o 3 anni abbiamo realizzato e installato 70 cartelloni in tutta la regione con tante presentazioni che ovviamente nel periodo Covid sono state un po' limitate dalle regole, quindi erano pochi rappresentanti. Adesso siamo arrivati a quasi appunto 70 che avevamo a Zoppola e poi devo dire quello che è importante è l'effetto volano con tutti i comuni, le associazioni, perché è un progetto che appassiona e che coinvolge, quindi anche noi quando andiamo a presentarlo facciamo le passeggiate, conosciamo le associazioni. Sì. E da lì nascono anche altre nuove iniziative. Ecco. E com'è bello perché ci sono tutti questi percorsi Sì. che sono segnalati, quindi uno si sente anche più tranquillo, si sente più, no, più rinfrancato, più sicuro, insomma, no? Quando deve affrontare un sentiero, una passeggiata, perché dice questo è collaudato. Sì. A qualsiasi età lo posso affrontare. Infatti uno dei requisiti di questi percorsi era proprio l'accessibilità per tutti, qua, insomma, auspicabilmente anche in carrozzina, non tutti perché se vanno in campagna ovviamente non può essere, però, certo. però in gran parte sono accessibili anche se sono in zona montana, però devono avere un limite di pendenza e sicuramente non avere ostacoli particolari. Ecco, la varietà di questi percorsi è che vanno dai mari ai monti, colline, campagna e qualcuno fa anche passare attraverso il centro, mi riferisco a Casarsa, San Vito, dove magari vogliono far vedere invece dei luoghi artistico-culturali, non so, sui luoghi di Pasolini piuttosto che di altri, ma abbiamo fatto delle scoperte veramente molto belle perché il Friuli Venezia Giulia è ricco di questi piccoli centri, soprattutto, e quindi non so, da Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, a Ovaro, Cercivento, Resia, insomma tutti comuni che magari conosciamo perché ci passiamo in macchina per andare da altre parti, però magari una passeggiata merita e sono proprio delle iniziative spontanee che nascono e adesso si stanno moltiplicando ancora più. Ne parli con grande passione, io vedo, no? Quando ne parli ti si accende una luce particolare negli occhi. Anche perché evidentemente sei legata anche al territorio, perché solo uno che è tanto legato al territorio può pensare appunto a Sì, ma devo dire che personalmente sono stati vitali nell'epoca del Covid, perché quando la palestra era chiusa, non potevi fare nulla, avevi cioè dopo la volta che hanno aperto un po' i confini tra comuni, però anche in comune quando ero a Udine potevo fare il percorso del Torre, tanto per dire, oppure andare al Colmore, però
dopo è stata proprio una scoperta, e anche le vacanze, devo dire, sono state dettate perché con la paura di andare fuori, e quindi tanto per dire, a Cercivento, Zovello, sono stata a Ferragosto, eccetera, e ho fatto delle scoperte veramente bellissime. E tutti siamo molto appassionati, e ho messo, ah sì, per una cosa che possiamo fare tutti, il pedometro, cioè il contapassi, che quindi sul cellulare ce l'abbiamo tutti, e ogni giorno so se sono arrivata a 7, 8 mila, 12 mila, cioè passi, perché questa è una cosa molto E quindi importante. lì anche questi percorsi sono studiati per i 10.000 passi, che sono più o Circa, meno... poi non è obbligatorio Non sono per più o meno tutti. 3 chilometri? Sì, 3, quasi sì. 4 chilometri, sì. 4 Non è obbligatorio per tutti, perché qualcuno dice, boh, vado a fare 2 passi, basta. Ecco, magari c'è chi è più allenato che di meno, però l'importante è che proprio la finalità del progetto è quella di ridurre la sedentarietà, ma di farlo non perché cioè, sicuramente è un'ottima indicazione per la prevenzione e promozione salute, ce lo dicono tutti, ce lo dice l'OMS, però devo dire che praticandolo si scopre che è bello, fa bene, fa stare insieme alle persone, infatti rientra anche nel progetto invecchiamento attivo, e quindi questo è uno stimolo in più, non deve essere... Sì, lo mettono, c'è qualche medico avanzato che lo mette anche come ricetta al posto dei farmaci, meglio fare Meglio fare 10.000 passi tot piuttosto che... passeggiate, no, ogni Però devo giorno. dire che la motivazione può venire da se stessi, ecco, sì. Ecco, e quindi hai notato, infatti abbiamo detto, no, 70 i comuni per il momento, Sì, i comuni coinvolti, sì. e quindi tendete chiaramente ad allargarvi ulteriormente, perché anche questo, come evidenziavi, è un ottimo sistema per sviluppare il cosiddetto turismo lento. Infatti quello che abbiamo scoperto anche con la collaborazione di Promoturismo e FVG, che questa richiesta di turismo lento e accessibile per tutti è in notevole crescita. Mi riferisco anche ai cammini. Ma che già in fondo... anche prima del Covid Sì, c'era sì, questa certo, tendenza. poi anche più E familiare, adesso, cioè, più il Covid cose. ha Sì, accelerato, no, in infatti, questo il mio senso. presidente Giuseppe Napoli, che appunto è uno dei attivi Che promotori, che salutiamo. salutiamo, certo, dice sempre che vogliamo arrivare a 100 comuni, ma è vero, cioè, a parte che le richieste da parte dei comuni sono in crescita, e quindi contiamo forse entro l'anno di fare un terzo bando per i comuni che ce lo chiedono già. Poi una cosa molto importante è che a livello nazionale c'è stato un notevole interesse. Sì. Ad esempio in un recente incontro web con la Rete Nazionale Città Sane ci hanno fatto riconoscere che ovviamente in tutti i comuni, città, ce ne sono passeggiate, marce non competitive, ma una rete di 70 comuni per 59 percorsi, diciamo che non è ravvisabile in nessun'altra regione. No, anche perché è collegata, no? Perché sono nate appunto tante di queste iniziative spontanee, anche nell'ambito dello sport amatoriale, Certo, no? Organizzate le certo, passeggiate al fine settimana. Però queste sì, hanno un altro sapore, perché appunto spontanee. abbracciano tutta una serie Sì. di fattori, no? Sì, Tutti insieme. infatti poi troviamo, sì, sono destinate alle persone adulte prevalentemente, ma Sì. troviamo molte famiglie, molti bambini, il nonno col nipote, quindi effettivamente questa è una cosa in più. Ah, ecco, prima mi dimenticavo anche Sì. la valenza internazionale con Promoturismo, questo progetto è stato segnalato per il progetto Interreg Italia-Croazia Take It Slow, che vuol dire appunto prendetevela con calma praticamente, e che riguarda 6 regioni della Croazia e 6 regioni italiane. E nei prossimi mesi ci sarà un altro meeting proprio con le altre regioni. Noi come Federsanità ANCI a livello nazionale abbiamo coinvolto altre federazioni regionali e anche le ANCI regionali. Abbiamo avuto un notevole interesse da parte della Sicilia, della Puglia, del Piemonte, e presto faremo dei gemellaggi, insomma, perché il format, questo modello, che poi può essere replicato ovunque, insomma. Naturalmente forse non abbiamo ricordato abbastanza anche il ruolo che possono avere i medici di medicina generale, i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie sono nostro partner come la Regione, e quindi con tutte le associazioni presenti sul territorio, e noi siamo i primi ad accogliere a mani aperte appunto anche tutte le proposte che verranno dal territorio.
I nostri uffici, tanto per dire, raccolgono molte richieste di persone, prevalentemente sole, che ci chiedono dove posso andare a camminare vicino a casa mia, ma non voglio andare da solo, se c'è un gruppo, e di questo anche i comuni stanno rendendosi conto sempre più facilmente, e proprio per questo si parla molto di gruppi di cammino. E infatti io so che ce ne sono che camminano di giorno, di notte, anche qui vicino, Tavagnacco, Sacile sono tra i primi che hanno portato avanti questi temi, ma soprattutto e anche in tempo di Covid, dicevano, non so, tramite i social si dava un appuntamento, ci troviamo a quell'ora in quel punto, poi chi c'è e chi vuole partecipa, insomma. E questo poi diventava un appuntamento settimanale magari, dove libero, autonomo, e qui appunto vengo al discorso dei gruppi di cammino, ecco. Ecco, e quando voi intervenite praticamente per dare risposte ai comuni che richiedono, no, il vostro sostegno, ecco, voi sul territorio che cosa fate? Praticamente vi occupate della promozione, della cartellonistica, no? Perché abbiamo detto fin dall'inizio. Sì, allora i 70 comuni hanno aderito tramite 2 bandi perché ci volevano delle regole, insomma un po' fissate, e anche impegnandosi a fare manutenzione di questi percorsi. Ecco, questa è la questo parte, è importante. Questo è importante Infatti, perché se vai c'è l'erba alta, certo, non è tenuto non è possibile, bene, non sono praticabili. Ecco. E quindi i comuni si impegnano a tenere tutto in ordine. È un risultato molto importante, anche si sono impegnati quasi oltre l'impegno dei progetti, e poi hanno messo arredo urbano tipo panchine, cestini, e quindi questo è un effetto, come dicevo, volano, e che poi incarna veramente le indicazioni dell'OMS e la salute in tutte le politiche, perché dall'impegno del sindaco, dell'assessore alla salute, cioè ai servizi sociali, poi il cartellone l'hanno fatto gli uffici tecnici, quindi noi ringraziamo tutti gli uffici tecnici, perché forse è la parte... Quindi c'è tutto un lavoro. E visto che siamo tra l'altro in chiusura di trasmissione, dobbiamo anticipare quello che sarà l'argomento della prossima puntata di Family Salute e Benessere. Certo. Parleremo sempre di questa iniziativa, ma soprattutto del coinvolgimento di scienze motorie. Sì, certo, perché adesso che abbiamo creato, insomma, 70 percorsi, confidiamo di crearne altri. Tra l'altro trovate tutte le informazioni sul nostro sito, sulle pagine social dedicate, il nostro sito Federsanità ANCI e FVG, e quindi l'azione adesso più importante era quella proprio di dare delle basi di informazione alle persone che possono consapevolmente fare queste passeggiate, eccetera. Chi meglio dell'Università di Udine del corso di Scienze Motorie, il corso di laurea in Scienze Motorie, di cui appunto parlerete. Argomento della prossima puntata. Ringrazio Tiziana Del Fabbro, che ricordo essere segretaria di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia. Grazie per averci seguito, e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo giovedì sempre alla stessa ora. Arrivederci. Grazie.